Ed ecco con il fischio del nostro giudice di partenza le nostre esordienti A che iniziano la loro fatica, per loro 2 giri, quindi ci sarà anche un po' di tattica, anche se mi sembra che qualcuna davanti sia partita a 1000, per loro un po' di tattica. Volta in volta a raggiungere la zona partenza appunto per essere pronte al momento del via, mentre qua le nostre esordienti A stanno per completare il primo giro. Si è formato un gruppetto davanti e poi a seguire altri piccoli gruppi che non vogliono sicuramente all'esterno del nostro gonfiabile. Si è formato un gruppetto in testa alla gara, ecco per loro ancora un passaggio, suona idealmente la campana e comincia il secondo ed ultimo giro per loro. Eccole qua il passaggio, bravissime a tutte le nostre atlete, bocca aperta per respirare, là davanti intanto si vola. Ecco la testa della gara, sono qua ormai molto vicine alla zona arrivo, adesso per loro c'è da dar tutto, c'è da sprintare fino in fondo, aperta intanto in qua, pronte per entrare e sono al traguardo, l'applauso per tutte, eccole qua, la volatora fino in fondo, eccola là con i nostri giudici che le inseriscono correttamente in zona arrivo, sprint finale e al traguardo 1-1-2 a recuperare i pettorali di gara delle nostre atlete, alcune invece sono ancora sul percorso, evidentemente provate dalla fatica. Eccole, voglio sentire l'applauso per tutte le nostre ragazze, vedete sicuramente il nostro incitamento, per loro forse la fatica è stata anche maggiore, arrivano con qualche secondo di ritardo.